salutano. Siete davvero una straordinaria visione e frequenza che in tutta Italia dopo 3 anni è ancora qui, che cerca di mettere il cuore oltre l'ostacolo. Quando portiamo sui palchi gente come Nino Galloni ed altri scienziati che sempre di più si avvicinano a questo nostro progetto, ricordiamo e ricordatevi sempre che quella frequenza del vostro cuore, quell'apparente voglia di essere qui, che qualche volta è un po' triste. Leggo sui volti di molte persone quella tristezza che è chiara ed è legata ad una condizione economica reale e finanziaria davvero, davvero triste. Abbiamo avuto con le ultime elezioni una vampata di speranza con questi 2 soggetti nuovi che hanno raccolto le istanze, io dico, della pancia della gente e dato una speranza agli italiani. Come è successo per Monti, quando citava Nino Galloni l'ascesa di Monti, il 60% degli italiani era d'accordo. Qui, se noi andiamo a ricordare quel momento, troveremo quelli che dicevano, lo dicono in tanti, sicuramente sarà una persona capace. Ma chissà da dove proviene Monti, come lo sapevo io. Se andate a prendere il dato storico di quando è partito Monti e tornate in Facebook nel mio profilo a vedere come unico fra i pochi ha descritto il signor Mario Monti, il sottoscritto, vedrete che le parole non erano affatto parole positive. Nella vita, per risolvere i problemi, bisogna conoscere le cause vere dei problemi. E quando dico che tutti noi del COEM, di questa piccola associazione che ha creato questo grande entusiasmo di frequenza del cuore, vi applaude, vi rispetta, dico qualcosa che davvero nasce, Maura lo ha interpretato quando è salita sul palco, senza prepararsi nulla, tocca le corde di tutti in ogni sua piccola storia. Cioè, sappiate che la voglia di voler bene ad un progetto così passa proprio dalla speranza di vedere da una parte la vostra qualche volta tristezza della realtà e dall'altra la realtà di vedervi continuamente qui. Allora, ripetere giova e ogni volta di più, specie quando ci si trova in occasioni come queste, vale la pena di memorizzare quello che stiamo dicendo per conoscere quali sono i veri problemi. Il professor Galloni qualche minuto fa ha detto basterebbe poco per creare 1 milione di posti di lavoro nell'ambiente pubblico tra virgolette, ormai è tutto privato, magari mettendo infermieri, medici, eccetera. Ma analizziamo fino in fondo il contenuto di queste parole, perché lui dà per scontato il programma COEM, che vorrebbe una sanità
completamente diversa da quella che c'è oggi. Perché se noi mettiamo 1 milione di posti di lavoro in quegli ambienti e continuiamo ad ammalare la gente invece che curarla, non è che facciamo un grande piacere alla collettività. Anzi, mettiamo più persone che ci mandano al creatore. Quindi bisogna stare attenti che il contenuto dei discorsi, il contenuto delle parole abbia un significato a 360 gradi. E noi, noi nel senso noi, ma grazie a voi, che in tutta Italia siete così, malgrado attacchi di ogni genere, voi state cambiando il paradigma di questo paese. Perché una cosa è certa, ormai a noi del progetto Coem e CLEM non ci ferma più nessuno. Perché finalmente, dopo le tante parole, dopo i tanti mesi che abbiamo sopportato le invettive di un gruppo di ben pagati, lo dicono loro, che sono pagati, di persone che grazie a questo gruppo hanno creato prime serate nelle TV di Berlusconi, denigrandoci come fossimo noi degli imbonitori e voi quindi dei mentecatti, perché se io sono un imbonitore e voi siete qui, vi danno dei mentecatti, è normale, no? Beh, essere insultati da tanta ignoranza non deve preoccupare. Anzi, se si è insultati per un progetto così e dopo 3 anni le istituzioni che hanno monitorato tutto ci permettono democraticamente di fare quello che democraticamente le leggi permettono, vuol dire che più il progetto è importante e più ci sono degli attacchi mirati. Questo dovrebbe darvi la prova che stiamo facendo qualcosa di epocale, che stiamo andando ad educare con pochissime risorse persone che purtroppo, quando arriva il momento di Monti o quando arriva il momento di Di Maio o quando arriva il momento di Salvini, dicano vabbè, questo vedrai che ci mette le cose a posto. E invece no. E io l'ho detto in tempi non sospetti che non sarebbe stato così. Anzi, l'ipocrisia è quella che bisogna combattere di più, specie da chi si erige ad essere difensore del popolo. Speriamo che cambi, ma se i principi sono quelli che enuncia il Movimento 5 Stelle o la Lega, flat tax, mandiamo via gli stranieri, togliamo i benefici per i ricchi, le auto blu e risolviamo i problemi, beh, io credo, oppure usciamo dall'euro, ma prima, quando si sa che il numero di votanti con le indagini sarà quello che poi è stato, si torna indietro, fuori dall'Europa? No. Beh, se lo vuole il popolo, ma andiamo a rassicurare i mercati internazionali che noi rispettiamo il debito, eccetera. Troppo facile così, ma anche troppo ipocrita.